La Nuorese sta preparando con grande attenzione il prossimo impegno che la vedrà affrontare al Froghieri il Valle d'Oria, che l'anno scorso contese ai verdi-azzurri il primato in promozione. Una gara da prendere con le molle e da affrontare con grande determinazione e concentrazione. In queste ore la Nuorese si sta godendo il primato, l'obiettivo è ovviamente quello di rimanere in testa il più a lungo possibile. Dopo 3 giornate siete in testa, ma ciò che è più importante è che la squadra sta dimostrando partita dopo partita di crescere. Sì, sicuramente stiamo facendo bene perché dopo 3 giornate siamo lì, siamo in testa alla classifica, non abbiamo ancora perso, che questo è comunque il nostro punto forte, perché comunque considerando anche il campionato dell'anno scorso, diciamo che stiamo continuando sulla stessa linea. Abbiamo preso un ottimo punto ieri che ci dà morale, perché in quel campo contro il Taloro non è mai facile. Abbiamo dato, secondo me, un'ottima prova di maturità. Domenica vi attende il Valle d'Oria al Froghieri, una squadra con cui l'anno scorso avete duellato per un certo periodo di tempo, poi diciamo dopo lo scontro diretto non c'è stata più storia. Sì, Valedoria l'anno scorso forse è stata l'unica squadra che per un periodo ci ha impensierito. Penso comunque che sia la stessa squadra più o meno e penso che quindi sarà comunque una partita difficile dove dovremo tenere alta la concentrazione. Uno sguardo al campionato, voi siete in testa in coabitazione col Fertilia e il Portocorallo, ci sono altre squadre, insomma la classifica è corta, penso che sia presto ancora per fare un'analisi approfondita. Beh sì, prestissimo, però io penso che adesso sia il momento giusto per fare punti, perché comunque alcune squadre magari sono ancora un po' indietro con la preparazione. Questo, anche il fatto di aver già giocato in un campo difficile come Gavoi ci dà morale, e soprattutto pensare che siamo lì a giocarcela con delle ottime squadre che hanno giocatori di categoria superiore, questo ci dà molto morale.